La corsa in vetta alla classifica non ammette pause o passi falsi. Dopo 2 giornate di campionato il Vittoria si trova a punteggio pieno al pari di Milazzo e Modica, biancorossi che scendono in campo di fronte al proprio pubblico per affrontare il Palazzolo con pagine ospite ancora imbattute in campionato dopo aver inanellato 2 pareggi consecutivi. L'arbitro sarà il signor Accetta di Barcellona, Pozzo di Gotto coadiuvato da Garofalo e Marino, entrambi di Palermo. Passiamo allora alla lettura dell'11 locale con Malandrino, Lonigro, Sanchez, Sferrazza, Rufini, Martinetti, Privitera, Lucarelli, De Vivo, Agudiac, Cannarozzi. Allora si parte col film del primo tempo, 5 minuti di gioco e la prima occasione della vittoria con Agudiac che riceve, va a calciare, Martinez para in 2 tempi e dice no all'attaccante. Minuto 6, rimessa laterale di Privitera alla sponda e per Agudiac che mette il pallone direttamente sul fondo, cross di Coria per il Palazzolo, colpo di testa di Mustafa Rai, palla sul fondo. Minuto 10, nuovamente il Vittoria, la rimessa è per Agudiac che supera anche il portiere ma il suo lob viene salvato dalla difesa. Minuto 22, il lancio in zona, Max Lucarelli che riesce a mettere il pallone in area di rigore, la combinazione col compagno, arriva anche la conclusione ma il portiere Martinez para. Minuto 24, i gialloverdi di Matarazzo rompono l'equilibrio con la rete di Torres sugli sviluppi di un calcio di punizione, anticipa Sferrazza e l'uscita del portiere facendo così 0-1. Minuto 35, sponda di Agudiac per De Vivo, conclusione di De Vivo che però non inquadra la porta. Finisce allora il primo tempo sul risultato a sorpresa di 0-1, Vittoria sotto nel punteggio. Fin qui decisivo il gol di Torres, arriva subito un cambio, entra Diop, esce Sferrazza, per poco non ci arriva un autogol a mettere il risultato in parità. Al 47esimo, poi al 50esimo Cannarozzi in area viene atterrato così da un difensore, c'è uno scontro che vale un calcio di rigore dal dischetto. Allora Rodolfo De Vivo non sbaglia nonostante il portiere avesse intuito la traiettoria, il lato è 1-1, il Vittoria si rifà sotto al 55esimo, schema su calcio di punizione che va a liberare Castrovilli, pallone di poco fuori, Palazzolo sempre vivo. Minuto 58, palla per Agudiac, la sponda è su Cannarozzi che va a calciare col destro, pallone tra le braccia del portiere Martinez, entra Gueye, esce De Vivo. Minuto 65, calcio d'angolo Vittoria, va Agudiac sul tentativo, l'appoggio è sul secondo palo dove il neoarrivato Gueye non riesce a trasformarla nel gol del 2-1, stesso esito per la chance di Cannarozzi al 70esimo. 72esimo, colpo di testa pericolosissimo da parte di Prad Dessus. Minuto 75, rimessa per Agudiac, para anche questa Martinez. Minuto 77, palla di Cannarozzi per il compagno che va a calciare, mette però il pallone oltre la traversa, sembra tutto scritto per un pareggio. Siamo al minuto 82, ancora Gueye sulla sinistra a fare il solco, a mettere il pallone in mezzo, c'è il colpo di testa ma non arriva il gol di Di Giacomo. Minuto 88, Castrovilli in casa Palazzolo si inventa questa conclusione dalla distanza che è più che insidiosa per il portiere ma per fortuna del Vittoria finisce fuori. Minuto 91, giro palla per i padroni di casa, si impenna un pallone nei pressi dell'area di rigore del Palazzolo, si avventa così Gueye che trova il gol del 2-1, l'ultimo arrivato dal mercato biancorosso, timbra così il cartellino e risulta subito decisivo. Gueye allo scadere consegna i 3 punti al Vittoria nell'ostica sfida contro il Palazzolo. Amici di Wisport è tutto allora dal Gianni Cosimo, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.